Genova, ore 9:37, il ponte Morandi non c'è più. Demolite con l'esplosivo le pile 10 e 11, tutto si è svolto regolarmente, conferma il sindaco Bucci. Continua l'ondata di calore in Liguria, oggi segnalato disagio fisiologico, domani aumentano i tassi di umidità, colonnine di mercurio intorno ai 30 gradi in molte zone. La presenza di sottoservizi ha provocato rallentamenti al cantiere per la rotatoria di Lavagna all'uscita del casello autostradale, prevista a luglio la chiusura per alcuni giorni della viabilità. La preghiera e la vicinanza al cuore di Gesù porta ad avvicinarsi con amore ai fratelli, lo ha ricordato Papa Francesco incontrando in udienza i fedeli della rete mondiale di preghiera del Papa. 10 anni di attività per il centro di ascolto Caritas della Val Fontana Buona, da 9 a quasi 900 famiglie, erogando aiuti per oltre 46.000 euro. A Cicagna la nuova sede. L'opera numero 6 per violino e orchestra di Paganini, un brano di musica sacra a sorpresa e i classici della lirica con Verdi e Puccini per il concerto del 2 luglio a Chiavari in onore di Nostra Signora dell'Orto. Lo abbiamo visto con un sordo boato alle 9:37, la dinamite e il plastico collocato sui piloni delle pile 10 e 11 hanno fatto implodere l'ex viadotto Morandi. Buonasera ai telespettatori di Tiguglio Oggi. A 11 mesi dunque dalla tragedia che ha sconvolto Genova ed è costata la vita a 43 persone, può ripartire la ricostruzione. È una giornata storica per il capoluogo ligure. In 6 secondi 500 inneschi, 500 kg di dinamite e 5 km di miccia hanno abbattuto quello che è diventato nel bene e nel male un simbolo per Genova. Vediamo. Vai. Il suono delle sirene, i lunghi istanti di silenzio e di attesa, i pennacchi di cemento ed esplosivo che improvvisamente salgono verso l'alto come fuochi d'artificio, il ponte che si sbriciola e si abbandona alla forza di gravità e poi il suono dell'esplosione che arriva dopo alcuni secondi e rimbomba nelle orecchie e nel cuore, così come le vibrazioni del terreno sui quali sono cadute le migliaia di tonnellate di quelli che fino a pochi attimi prima erano i resti del ponte Morandi. 6 secondi, tanto è durata la demolizione delle pile 10 e 11 del viadotto crollato quel maledetto 14 agosto, portando con sé la vita di 43 persone. Migliaia quelle che questa mattina hanno voluto assistere a quello che verrà ricordato come un momento storico per Genova e per l'Italia intera. Alle 9:37, mezz'ora dopo l'orario previsto, resta solo la polvere nell'aria provocata dall'esplosione e ridotta al minimo grazie alla presenza dei getti d'acqua e di tutta una struttura che ha cercato di ridurre al minimo le ricadute in termini ambientali e di salute provocate dalla demolizione. Sparita la polvere, quello che resta è uno scenario di distruzione che apre però la strada ad una ricostruzione già partita alcuni giorni fa. Non a caso la presenza a Genova dei ministri di governo, dei vertici di Regione Liguria, Comune, Protezione Civile, Esercito e di tutte quelle realtà che hanno lavorato in queste settimane per arrivare a questa mattina. Oltre 3.400 le persone che vivono in un raggio di 300 metri dal luogo dell'esplosione e che sono state fatte evacuare dalle loro abitazioni. 400 i disabili, anziani e le donne incinte che già ieri sera erano state trasferite in albergo. Il 14 agosto siamo arrivati qui di fronte alle rovine fumanti del ponte e siamo rimasti increduli, ha voluto commentare così il governatore della Liguria Giovanni Toti. Non posso dimenticare il dolore della città. In questo momento il primo pensiero va alle vittime di questa assurda tragedia e alle loro famiglie, ma anche alla tenacia e alla capacità di tutti i servitori dello Stato, a tutte quelle persone che in quei giorni si sono prodigate per i soccorsi, a chi in questi mesi ha lavorato veramente al di là del proprio dovere, con grande generosità perché tutto questo fosse possibile. A curare la regia delle esplosioni, Danilo Coppe, esplosivista titolare della SIAG di Parma, ha rivelato in una conferenza stampa questo pomeriggio che aveva ricevuto l'incarico da ASPI nel 2003 di demolire il Morandi. Lo stesso Coppe l'ha detto questo pomeriggio, rivelando che poi il progetto non era stato eseguito perché l'operazione si era rivelata troppo costosa e complessa. Lo leggiamo sul sito di ANSA Liguria. E si saprà soltanto in tarda serata, in base alle ultime rilevazioni
osservazioni dell'ARPAL se gli sfollati, 3.400, potranno rientrare o meno nelle proprie abitazioni già questa sera. I primi dati però confermano come la dispersione delle polveri sottili sia stata limitata al massimo nella zona di cantiere. Sentiamo. Al primo bilancio tutto sembra che sia andato bene, comunque l'esplosione è avvenuta secondo programmi, abbiamo avuto qualche ritardo dovuto ai controlli per verificare che la zona fosse stata evacuata. Però per il resto tecnicamente direi che è andato tutto bene. Tutto è andato secondo programma, lo ha ribadito da subito il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci, lo hanno confermato i tecnici delle ditte che in queste settimane hanno preparato il campo ad un'operazione complessa e unica nel suo genere in Italia e non solo. Ad una prima ricognizione visiva ne seguirà a breve una più approfondita per capire se tutte le altre strutture abbiano resistito all'esplosione che ha fatto implodere le pile 10 e 11 del ponte Morandi, anche dal punto di vista del contenimento delle polveri con gli idranti, le barriere e le vasche d'acqua sugli imbalcati ha ottenuto gli effetti sperati. Il vento, poco dopo l'esplosione, ha portato la nube verso l'interno, lasciando il campo alla vista di quello che è rimasto delle tonnellate di cemento e cavi che reggevano il viadotto dal 1967. È stata sicuramente meno di quella che avrebbe fatto il ponte normalmente in un'esplosione del genere, tenendo conto che tanta di quella polvere è anche stata dovuta dai sacchi di sabbia che erano intorno alle cariche per mitigare l'effetto, quindi non era polvere magari del ponte ma polvere delle mitigazioni che si è alzata la sabbia. ARPAL ha schierato 30 tecnici che hanno cominciato i monitoraggi già prima dell'esplosione. Secondo il cronoprogramma della struttura commissariale, le 3.400 persone sfollate potranno rientrare nelle loro case solo dopo le 22. Il sindaco ancora una volta ha voluto ringraziare i genovesi per la loro collaborazione e la loro voglia di ripartire. La città è stata ottima, ha fatto veramente un bel lavoro, questa mattina ha collaborato al 99,99999% delle persone, per cui io sono orgoglioso di cosa la città ha fatto. Oltretutto anche stamattina ho ricevuto tanti di quei messaggi sui social e anche sui personali, sulle email e WhatsApp, che è incredibile quanto la gente ha sentito l'importanza di questa giornata e ha sentito il fatto che stiamo accelerando il cammino per far arrivare Genova alla prima città del Mediterraneo. Ed è stata un'altra giornata di caldo in Liguria con tassi di umidità aumentati in molte zone e ARPAL ha nuovamente emesso un avviso meteorologico relativo all'elevato disagio fisiologico. Questo pomeriggio sulla costa si sono registrati valori compresi tra 30 e 34 gradi, ad eccezione di La Spezia, dove si sono raggiunti addirittura i 38,1 gradi. Valori simili nell'entroterra con picchi tra i 36 e i 40 al confine tra Piemonte e Liguria. Temperature massime eccezionali anche in quota al Rifugio La Terza, siamo nell'Imperiese a 2000 metri, 24,9, il Monte Bue nelle Tiguglie in Val d'Aveto a 1785 metri, la temperatura è stata di 25,4. Nella notte tra oggi e domani un afflusso di aria umida dalla pianura padana porterà a condizioni di instabilità con possibili isolati rovesci o temporali di intensità moderata, più probabili nell'interno e in locale sconfinamento verso la costa. Nel pomeriggio invece torneranno i rovesci di calore nelle zone interne. Le temperature massime sono attese in ulteriore diminuzione, leggera diminuzione, ma permarranno condizioni di disagio fisiologico per caldo più marcato nelle vallate poco ventilate. Il consiglio è quello di evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua ed evitare le uscite nelle ore più calde per anziani e bambini. Per domenica 30 giugno ancora temperature sopra la media ovunque e moderato disagio fisiologico per caldo, specie nelle vallate poco ventilate. La politica amministrativa adesso è stata la presenza di alcuni sottoservizi nell'area di cantiere a rallentare in queste settimane i lavori alla nuova rotatoria in uscita al casello di Lavagna. In questi giorni gli operai delle diverse ditte stanno spostando cavi e tubature per permettere la ripresa dell'intervento che dovrebbe portare alla nuova viabilità entro fine agosto o i primi di settembre. Previsto inoltre a luglio la chiusura per alcuni giorni del traffico in zona. Facciamo il punto. Prende forma, al momento per quanto riguarda le aree esterne perimetrali, la nuova rotatoria all'uscita del casello autostradale di Lavagna. Partiti ad aprile, i lavori nelle ultime settimane hanno dovuto subire qualche rallentamento per la presenza nel sottosuolo di tubazioni e cavi di diversi servizi che hanno costretto i cantieri a ridefinire le aree di intervento. Abbiamo avuto qualche problema, nel senso che abbiamo dovuto sospendere momentaneamente i lavori e studiare l'attuazione dei cantieri perché ora ci stiamo focalizzando sui
sui sottoservizi, quindi fognatura, gas. A breve inizierà anche a definirsi il muro e sono già arrivate le pietre per il contenimento del muro, e anche qua dobbiamo solamente aspettare che vengano spostati dei tubi sotterranei, dopodiché inizieranno la costruzione anche degli altri marciapiedi. A fine agosto, inizio settembre, la nuova rotatoria dovrebbe essere disegnata almeno nella sua forma provvisoria. Nel frattempo, però, per completare la risistemazione dei sottoservizi e concentrare i diversi interventi e i disagi in un unico momento, è in previsione la chiusura totale della viabilità dell'area per il fine settimana del 6 e 7 luglio. È l'unico weekend disponibile, anche considerando le manifestazioni che coinvolgono i nostri comuni, e siamo in attesa appunto di una risposta da Autostrade, al che poi valuteremo il da farsi esecutivo e dare le preventive comunicazioni. Si studierà comunque una soluzione per la viabilità che dovrà essere interrotta anche in via Moggia. Assolutamente sì, infatti nella prossima settimana coinvolgeremo anche il comandante della polizia locale e i vigili per definire la migliore soluzione possibile, e appunto, essendo questo un tratto per quanto riguarda la viabilità molto difficoltoso, è necessario anche probabilmente fare grossa comunicazione anche per i comuni limitrofi. È stato deciso di fare così per convogliare in un'unica occasione i disagi e i cantieri attivi sull'area? Assolutamente sì, perché appunto cerchiamo così di ridurre il disagio anche nei confronti sia dei vacanzieri ma anche di chi su queste strade ci lavora ogni giorno. Restiamo a Lavagna. A seguito dell'ordinanza emessa il 10 giugno scorso continua l'opera di rimozione delle biciclette abbandonate. Il lavoro è eseguito dagli operai del comune. L'amministrazione ricorda che i mezzi rimossi saranno trasferiti nei locali comunali. Si amplia l'offerta di spazi del Polo Tecnologico di Sestri Levante, attivo da 5 anni nei locali dell'ex convento dell'Annunziata, gestiti da Mediaterraneo Servizi. 7 ad oggi le società attive, per un totale di un centinaio di posti di lavoro, notizia che troviamo anche sul nostro sito teleradiopace.com. 2 i bandi che sono stati pubblicati per altri tanti spazi, il primo situato al convento su 2 piani per complessivi 90 metri quadri, il prezzo di base d'asta è di 12.200 euro annui. Il secondo situato nel Palazzo Negrotto Cambiaso di circa 30 metri quadri al prezzo di 3.660 euro annui. I bandi possono essere scaricati dal sito di Mediaterraneo e da quello del comune di Sestri Levante. Sono in corso invece a Rapallo indagini per risalire i responsabili dello sversamento di idrocarburi nel letto del torrente Boate. Grazie al pronto intervento l'inquinante è stato contenuto attraverso l'utilizzo di panne assorbenti e non ha raggiunto la foce e le acque di balneazione. Subito sono iniziate le operazioni di bonifica. Al momento non è stato necessario procedere con l'interdizione della balneazione sul litorale di Rapallo. C'è stato un incendio ieri sera a Chiavari che ha interessato un capannone in via San Pio X, la strada che conduce al centro Benedetto Acquarone. Le fiamme sono divampate intorno alle 20:30. Con ogni probabilità a dare origine al rogo è stato il malfunzionamento di una centralina elettrica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari che hanno chiuso la strada nella parte iniziale per consentire un più rapido svolgimento delle operazioni di soccorso, di spegnimento. Attorno alle 22 le fiamme erano sotto controllo, la strada è rimasta chiusa per qualche tempo per consentire le operazioni di bonifica. È stato approvato a Chiavari il progetto definitivo per la manutenzione straordinaria del piano terra di Palazzo Rocca, sede del Museo Archeologico. Presentato dall'architetto Massimo Poggi, prevede interventi completamente integrati con il fabbricato per un importo complessivo di 27.000 euro. Nello specifico verrà creato un varco di passaggio in corrispondenza dell'atrio per collegarlo con la sala didattica, mentre nell'adiacente sala espositiva verrà installato un pannello di cartongesso per coprire uno dei varchi esistenti. Inoltre sarà realizzata anche una rampa in legno rivestita in lamiera antiscivolo e sarà ripristinato il pavimento della sala espositiva. Voltiamo pagina. La preghiera e la vicinanza al cuore di Gesù porta ad avvicinarsi con amore ai fratelli. Lo ha ricordato questa mattina Papa Francesco ricevendo in udienza circa 6.000 persone della rete mondiale di preghiera del Papa. L'occasione i 175 anni dalla nascita che vengono commemorati oggi e domani a Roma. Sentiamo.
Possiamo fare tante cose, ma senza la preghiera la cosa non va. La preghiera, infatti, è il cuore della missione della Chiesa. Lo ha ricordato Papa Francesco alle circa 6.000 persone festanti riunite in Aula Paolo VI in questi giorni a Roma per celebrare il 175° anniversario della nascita e il 10° della rifondazione della rete mondiale di preghiera del Papa. Lo stesso Francesco ha rivolto il suo grazie per l'aiuto che questa dà alle persone ad avere uno sguardo di fede sulla realtà e riconoscere quello che Dio opera in loro e quindi uno sguardo di speranza. La preghiera suscita sempre sentimenti di fraternità, abbatte le barriere, supera i confini, crea ponti invisibili ma reali ed efficaci, apre orizzonti di speranza, ha spiegato il Papa, che ha parlato di un cammino del cuore e di una rivoluzione della tenerezza. Il cuore di Cristo è talmente grande che desidera accoglierci tutti nella rivoluzione della tenerezza. La vicinanza al cuore del Signore sollecita il nostro cuore ad avvicinarsi con amore al fratello e aiuta a entrare in questa compassione per il mondo. Siamo chiamati ad essere testimoni e messaggeri della misericordia di Dio per offrire al mondo una prospettiva di luce dove sono le tenebre, di speranza dove regna la disperazione, di salvezza dove abbonda il peccato. Entrare in preghiera è entrare con il mio cuore nel cuore di Gesù, fare una strada dentro il cuore di Gesù, quello che Gesù sente, i sentimenti di compassione di Gesù, e anche fare un viaggio dentro il mio cuore per cambiare il mio cuore in questo rapporto col cuore di Gesù. E veniamo adesso in diocesi. Ha compiuto 10 anni di attività il centro di ascolto Caritas della Val Fontana Buona. La realtà del 2009 ha cercato di rispondere ai bisogni delle famiglie e delle persone in difficoltà, affrontando 5.688 richieste di aiuto. Nei giorni scorsi è stata inaugurata la nuova sede allestita al piano terra della casa parrocchiale di Cicagna. Vediamo. 864 nuclei familiari aiutati, praticamente in egual misura italiani e stranieri, 5.688 richieste di aiuto gestite, 2.700 pacchi alimentari distribuiti e 46.345 euro erogati per il pagamento di affitti, bollette e spese impreviste. Sono i numeri di 10 anni di attività del centro di ascolto Caritas della Val Fontana Buona. Attivo dal 2009 e portato avanti da una ventina di volontari, la realtà in questi giorni può contare sulla nuova sede allestita nella restaurata casa parrocchiale di Cicagna, inaugurata, benedetta e visitata dal Vescovo in occasione della festa di San Giovanni Battista. Negli anni il centro è diventato un punto di riferimento per tutta la vallata per rispondere alle richieste di aiuto andate progressivamente crescendo. Le persone vengono a chiedere anche a volte anche solamente di essere ascoltati e poi problemi quotidiani di tutti i giorni, dal pagamento di una bolletta a un pacco alimentare, mensa per la scuola dei bambini, abbonamenti autobus, insomma le varie cose. Quanti volontari siete? Che presenza garantite? Siamo circa 20-25 volontari e il centro d'ascolto è aperto 2 volte alla settimana, il martedì pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30 e il venerdì mattina dalle 9 alle 11 e sono presenti sempre 2 volontari per turno. Come si inserisce la realtà di Cicagna all'interno dei diversi centri di ascolto della Caritas diocesana? Allora, il centro d'ascolto di Cicagna è uno dei centri di ascolto dell'entroterra, tutti sono centri di ascolto che sono sulla costa, è una realtà che è nata nel 2009 e quindi compie quest'anno 10 anni ed è importante perché è uno spazio di ascolto anche dentro nell'entroterra. Risponde ai bisogni della popolazione che nel corso degli anni comunque sono andati approfondendosi, acuendosi. Sicuramente, soprattutto ci permette di avere uno sguardo anche diverso all'interno sul territorio, cioè perché il centro d'ascolto, come diceva prima Deborah, è uno spazio innanzitutto di ascolto e ascoltare le persone significa ascoltare il territorio con le istanze che porta. Comunicare, comunicare è un'applicazione per cellulari attivata dal Comune di Seste Levante che permette di diffondere notizie che riguardano allerte, indicazioni di situazioni a rischio oppure per la viabilità. Da lunedì 1 luglio sarà operativa anche la sezione segnalazioni che permette a tutti gli utenti registrati di comunicare agli uffici comunali eventuali problemi o disservizi, corredati di foto se necessario, di ricevere riscontro in tempi brevi. La segnalazione verrà presa a carico dall'amministratore del sistema che provvederà a farla pervenire
rifornire all'ufficio di riferimento che si occuperà poi di inviare la risposta. Ed è stato prorogato al 23 ottobre il bando per la rete delle piccole infrastrutture del Gala genovese, rivolto a enti pubblici, aziende agricole, associazioni e cooperative. Il bando riguarda il territorio delle valli Stura, Orba e Leira, l'Alta Val Polcevera, l'Alta Val Bisagno e le valli del Recco e la Fontana Buona, inclusi Levi, Cogorno e Carasco. La dotazione finanziaria è di 230.000 euro. Uno sguardo alle diverse comunità in festa per il San Pietro e Paolo. Nella parrocchia di San Pietro di Cane a Chiavari domani alle 10 le lodi, alle 20:45 i vespri e alle 21 la messa vespertina, a cui seguirà la processione nella zona nord del quartiere chiavarese. Nella parrocchia di San Pietro a Riva Trigoso sabato alle 20:30 la messa presieduta da Don Matteo Prettico e la processione lungo le vie del paese. A Calvari nella cappella di San Pietro domani alle 18 la messa e la processione. Nella parrocchia di San Pietro di Novella a Rapallo sabato 29 giugno la messa alle 10:30 e alle 18:30, a cui seguirà questa la processione lungo le vie del quartiere. Nella parrocchia di San Paolo in Pila, Sesti Levante, si celebra domani la solennità del titolare con la messa alle 18. Domenica festa di Nostra Signora delle Grazie, alle 10:30 la messa sarà presieduta dal Vescovo, alle 20:30 il Vespro presieduto da Monsignor Lelio Roveta e la processione per le vie del quartiere. Inizia invece questa sera la novena in preparazione della festa patronale di San Siro, nell'omonimo quartiere di Santa Margherita Ligure, ogni sera alle 21 il canto del Vespro con la riflessione, l'adorazione e la benedizione eucaristica. In festa la parrocchia di San Rocco a Ogno di Neirone al Monte Cavello. Domenica pomeriggio alle 17 Don Matteo Benetti e Don Guido Perazzo celebreranno la messa e impartiranno la benedizione ai piedi dell'immagine della Madonna. L'effigie mariana era stata eretta nel 2002 sul Monte Cavello dalle comunità parrocchiali di Ogno e San Marco d'Urri a protezione di tutte le famiglie della Fontana Buona. In quello stesso anno l'immagine venne consacrata dall'allora parroco Don Paolo Gagliotti e dal vescovo Alberto Maria Careggio grazie alla collaborazione di alcuni parrocchiani di Ogno. Un fulmine distrusse poi la statua della Vergine e così lo scorso anno, il 20 settembre del 2018, il parroco Don Matteo Benetti ha consacrato la nuova immagine. A Chiavari adesso il concerto per violino e orchestra di Paganini, un brano di musica sacra a sorpresa e i classici della lirica con Verdi e Puccini per il concerto del 2 luglio in onore di Nostra Signora dell'Orto, un'iniziativa a cura dell'Associazione Culturale Simon Boccanegra in collaborazione con la Diocesi, il Comune e la Regione. Per l'occasione saranno raccolte offerte per i restauri della cattedrale. Sentiamo. Festa grande per tutta la Diocesi, è festa in onore della Madonna. E non c'è festa senza musica, e senza musica bella. Di musica sacra ci sarà solo un brano introduttivo molto bello, con un po' di suspense perché non lo diciamo prima della serata stessa, ma poi saranno tutti brani lirici e sinfonici con il coro e con l'orchestra davvero belli, conosciuti anche, quindi che la gente sicuramente seguirà volentieri, e sarà un modo simpatico di ritrovarci in piazza dopo essersi ritrovati diciamo in chiesa, in cattedrale, a lodare, a ringraziare la Madonna, a vivere un po' le feste di luglio, come usiamo dire. Quali saranno i brani eseguiti in occasione del concerto del 2 luglio? Beh, a parte appunto il brano sacro di cui parlava Prete, abbiamo una cosa molto particolare che è il concerto. Credo che in situazioni di questo genere qua in zona non sia mai stato eseguito. Comunque il concerto numero 1 opera 6 in re maggiore per violino orchestra di Paganini, che è il suo concerto per violino orchestra più famoso, bellissimo e anche molto conosciuto, di grande spessore anche virtuosistico. Violino solista ovviamente sarà Andrea Cardinale, che già in passato ci ha allietato col concerto di Tchaikovsky. Poi avremo altri brani molto famosi tratti dal repertorio lirico, sia con il coro e sia con cantanti, ad esempio il Va pensiero dal Nabucco di Verdi, il Brindisi della Traviata, l'Ibiam, Un bel di vedremo e il bellissimo duetto meraviglioso dalla Bohème, O Soave fanciulla, senza dimenticare il cosiddetto coro dei gitani, Vedi le fosche notturne spoglie, che appunto nel gergo popolare è conosciuto come coro dei gitani o coro degli zingari dal Trovatore.
Dopo quello di Chiavari in piazza San Giovanni, partito lunedì, si aggiunge un altro presidio di solidarietà a sostegno della Sea-Watch, della sua comandante e del suo equipaggio. Chiunque voglia manifestare potrà farlo anche a Sesti Levante, in via 25 aprile, di fronte al cancello di Villa Balbi, tutti i giorni dalle 18 alle 20, sino a quando non sarà data piena risoluzione al caso. Nella nostra agenda adesso gli appuntamenti in programma per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per sabato 29 giugno. Raccolta di sangue a Santa Margherita Ligure. L'autoemoteca Avis sarà nella piazza del comune dalle 8 alle 12. Sempre dalle 8 alle 12 nel borgo di Concentianè sarà presente il mercatino agricolo della Val Graveglia. Torna l'appuntamento mensile con il mercatino dei sapori e delle tradizioni a Chiavari. Gli espositori saranno presenti dalle 10 alle 20 in via Rivarola. Sulla banchina di Sant'Erasmo a Santa Margherita Ligure si terrà Profondo Rosso, l'evento dedicato al gambero di Santa. 2 giorni di laboratori, show cooking, mercato di prodotti ittici e stand gastronomici. L'inaugurazione è alle 11. Nel salone consigliare del comune di Rapallo sarà presentato il libro sul laboratorio degli intrecci, un manuale di tecniche di conduzione di gruppo. Alle 11:30 con la presenza dell'autrice Anne Cholin. Nell'ambito dei progetti di musica per anziani del Consorzio Tassano Servizi Sociali, alle 15:30 nella residenza Opere Pie riunite Devoto Marini Sivori di Lavagna si terrà la giornata finale di questo percorso. Dalle 18 al Lido Palace Hotel di Santa Margherita Ligure si terrà la 7ª edizione di Portofino Incontro Autori. 9 autori liguri presenteranno le loro opere e a seguire consegna del premio letterario Marcello Bussi alla memoria di Emilio Carta. Nella piazzetta di San Michele di Pagana a Rapallo, lo storico dell'arte Stefano Zuffi presenterà il libro Leonardo in primo piano. L'incontro è all'interno della rassegna Aperitivo con l'autore ed inizierà alle 18:30. Il Parco dell'Aveto organizza una serata osservativa per ammirare le stelle nel cielo estivo. Ritrova alle 19 presso il Rifugio del Bocco, cena insieme e a seguire l'osservazione. Infine, stand gastronomici e musica a Calvari per la festa di San Pietro, dalle 20:30 in piazzale San Lorenzo. Alcune notizie di sport, nuovo acquisto da parte della Prorecco in vista del prossimo campionato di pallanuoto di Serie A1 maschile. La società biancoceleste ha acquistato Andro Biusli, capitano della Croazia, campione del mondo in carica, medaglia d'oro a Londra 2012 sotto la guida di Radko Rudic. Biusli è uno dei difensori più forti al mondo e in Liguria formerà una coppia straordinaria con Aleksandr Ivovic. Continua la stagione agonistica per la squadra di nuoto della Vagna 90. Questo fine settimana Emma Agazzi sarà impegnata con la rappresentativa ligure al Trofeo delle Regioni a Scanzano Ioneko. Gli esordienti A parteciperanno invece alla 36esima edizione del Trofeo Memorial Morena, meeting internazionale di nuoto giovanile che si svolge alla piscina della Sciorba a Genova. Nuoteranno per il Lavagna 90 Alessia e Martina Cecconi, Greta Cella, Emma D'Apozzo, Nicole Lagorio, Ludovica Pessagno, Cristian Dagnoli e Filippo Milan. Torna l'appuntamento con il Beach Volley for World, torneo benefico di beach volley misto. Domenica sui campi di Viale Rimembranze a Sesti Levante si affronteranno le squadre composte da 4 o 3 giocatori. In questi giorni si stanno raccogliendo le iscrizioni. Il torneo di beneficenza è organizzato da Giovani per un Mondo Unito e quest'anno il ricavato sarà devoluto a favore dell'associazione sociale Aperta Parentesi che opera nel Tigullio. Per saperne di più si può andare sul sito www.apertaparentesitigullio.it. E si svolgerà dal 12 al 21 luglio il 9° torneo Città di Chiavari di tennis open maschile organizzato dal Tennis Chiavari. Le iscrizioni si ricevono in questo caso fino al 9 di luglio. In chiusura uno sguardo alla nostra programmazione, vediamo i titoli della puntata di questa sera della rubrica Noi in Chiesa. Cicagna in festa per il patrono San Giovanni Battista. Benedetti e inaugurati i lavori di restauro della casa canonica a servizio del vicariato della Val Fontanabuona. La parrocchia di San Giovanni Battista a Chiavari ha festeggiato il santo titolare, tema delle celebrazioni la misericordia che, come dice Papa Francesco, è l'architrave della Chiesa. La vera bellezza arriva da Dio, la riflessione proposta dal vicario della diocesi alla festa di San Giovanni Battista a Levi, a San Rufino la processione e la preghiera in chiesa. Ogni uomo ha su di sé lo sguardo di Dio, così il Vescovo nella messa per San Giovanni a Romaggi, nell'occasione il ringraziamento per i benefattori che hanno consentito il restauro della chiesa.
I fedeli della diocesi di Chiavari sulle orme di Abramo, chiamato a mettersi in viaggio. In Terra Santa i pellegrini hanno incontrato luoghi e testimonianze di fede fra Giordania ed Israele. Nonostante la mareggiata, Rapallo è pronta a rendere omaggio alla sua patrona e i sestieri in campo per i festeggiamenti. Non dimenticare le origini della devozione e l'invito dell'arciprete. Ed è tutto per questa edizione di Tiguli Oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con il nostro TG Rassegna Stampa. Continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.